Buonasera dal telegiornale del Veneto. La sanità pubblica regionale sta già pensando a come organizzarsi nel caso in cui in autunno si dovesse verificare una nuova ondata di contagi di coronavirus. I magazzini sanitari, in sostanza, avranno le scorte piene. Il Comitato Tecnico Scientifico preparerà entro il 15 luglio un piano specifico. Milva Andriolli, l'apertura. L'artiglieria pesante contro un eventuale ritorno di Covid in autunno, un piano ad hoc per affrontare la fase 4. Il presidente Zaia elenca ciò che è rimasto della struttura messa in piedi durante l'emergenza, fabbisogno integrato e collaudato strada facendo. 1600 posti letto di malattie infettive, 825 di terapia intensiva, 400 subintensiva, i 5 ospedali da riaprire se necessario. In magazzino, dice Zaia, ci saranno tutte le munizioni. Basteranno? Serviranno? La sfera di cristallo non ce l'ha neppure il professor Andrea Vianello, che di malattie respiratorie se ne intende, avendo gestito lui nell'azienda ospedaliera di Padova la partita delle subintensive. Un posto di rilievo Vianello ce l'ha anche nel comitato tecnico scientifico, che vaglierà il piano nel quale travasare l'esperienza maturata sul campo. Percorsi separati all'interno dell'ospedale e poi, come già in parte è stato fatto, ospedali separati in modo da concentrare pazienti e competenze. La chiave di volta sarà il tampone? Oggi come oggi non ci sono degli strumenti più rapidi, per cui bisogna averne a disposizione, avere a disposizione delle risposte tempestive in modo tale da isolare chi necessariamente debba essere tenuto da parte. E sul fronte delle cure? Molto si è mosso in positivo dal punto di vista delle cure, diciamo così, in qualche modo sintomatiche, cioè delle cure che servono a controllare e a bloccare la malattia. Forse meno si è mosso dal punto di vista delle cure eziologiche, cioè delle cure che combattono direttamente il virus. Però complessivamente abbiamo acquisito un patrimonio terapeutico che potrà certamente essere speso se si ripresentasse la pandemia. L'ULSS